qua abbiamo un mizio coccolone, qua quasi. Senti qua. Abbiamo un mizio coccolone. Prima c'era Pepe, sceso Pepe e il tuo Pippo. E il ruffiano qua. È un ruffiano questo gattino qui, è un ruffiano. Sì. Vero? Pippo? Tu stai qua con me? Pippo, Pippo, Pippo. Mi scusi? Pippo. Ciao, missio. Micetto? Guarda che ciccetta, guarda qua che ciccetta. Oggi ho fatto colazione, devo preparare la valigia per la partenza, ma non ho voglia. Perché? Perché non so neanche cosa metterci dentro. Non ne ho idea, intanto devo prepararmi io, vabbè. Ma non so cosa mettere dentro perché c'è caldo e non c'è caldo. Hanno previsto un weekend super bello, infatti c'è un sole che è bellissimo, anche dove andremo sarà bel tempo, però non so come sia il clima, se sia come qua, un po' più fresco, un po' più caldo, essendo sul mare forse un po' più fresco, più ventilato di sicuro. Non vi ho più aggiornati, ma la valigia per Roma alla fine è andata bene. Le cose più pesanti non le abbiamo usate, le maglie più grosse, e i vestitini leggeri che avevo messo, quelli più estivi proprio, non li avevo indossati. Quindi alla fine sono andata bene con le gonne, con i gonnelloni, canottiere come avete visto, giacchina, sì, però le cose più pesanti e le cose più leggere non sono state usate. Al ritorno poi la valigia, quella, il trolley, quello più piccolo, era mezzo vuoto. Diciamo che sono stata brava per essere stata la prima volta andare via così lontano senza l'auto, senza la sicurezza di avere un deposito fisso, che l'auto è un deposito alla fine, se ci pensate. Non ti serve qualcosa, lo lasci là. Se ti serve vai, prendi, ecco. E per essere stata la prima volta sono stata brava a fare le valigie. Migliorerò. Comunque è andata bene. Pippo, io dovrei alzarmi. Signorino? Ehi, io dovrei... Oh, sta arrivando Pepe, eh. Sta arrivando Pepe. Eccolo là. Ciao. Dove vai? A mangiare. A mangiare. Strano. Non mangiano mai questi gatti. Momento benzina. E poi partiamo. Sì, è un bel sole. Ho messo il vestitino alla fine con le calze, perché sennò non lo uso mai. Allora ho detto, bah, aspetta che mi metto qualcosa di diverso rispetto ai soliti leggings. Domani penso metterò i leggings per stare più comoda, per magari camminare un po'. Però non ho neanche preso le scarpe da camminata, quindi non so quanto camminerò con queste. Comunque, pronti per questo weekend. Ci vedremo dopo, che vi farò vedere la stanza. Vi dirò anche quale sarà l'hotel. Sì, vi farò vedere la stanza e incrociamo le dita che sia un vero 5 stelle vista l'ultima esperienza. Had me in your possession, had you swimming inside my affection, but with you I came second, so I cut off the connection. And now you're calling me, holding your heart there inside your hands. You say I'm where you wanna be, but you're out of chances. No, you don't get to come back, crying over the love that you had. Baby, nice try. Allora vi faccio vedere, questo è l'hotel in questione. Porta d'ingresso, faccio subito vedere. Lì c'è una persona nascosta. E outfit, vabbè, io ho la maglia sopra, in realtà oggi ho messo il vestitino. Vi faccio vedere, quindi c'è uno specchio di qua sulla destra appena entrati, invece di qua c'è la parte guardaroba tutta aperta, così. Però
alla fine è anche comoda. Questo, le ciabattine, ragazzi, abbiamo anche le ciabattine. E questo che cos'è? Ah, per la biancheria, ok. Poi subito qua a destra c'è il bagno, doccia, aspettate, metto il grandangolo, ecco, col grandangolo, doccia super mega grande, beh, insomma, mille specchi, 3 specchi, si può scegliere, 3 specchi, qua c'è tutta la biancheria, e di qua invece in separata sede, water e bidet, con il termoarredo messo lì così. Questo cassettone qua sotto è bruttino, però ecco qua, questo è quanto. Qua davanti c'è la sezione macchinetta del caffè, qua per appoggiare varie cose. Questa roba è tutta gratis, mentre la roba là dentro nel frigobar è a pagamento. Questa è la cassaforte, cioè super tecnologica, io non l'ho mai vista fatta così. Quindi abbiamo il caffè gratis, l'acqua gratis, che è qua. Questa è tutta roba inclusa praticamente. Un altro specchio. Qui invece questo coso qua d'arredo, appoggiarci sopra qualcosa. Televisione qui e letto qui. Questa è una stanza panoramica, quindi abbiamo la vista sia da questa parte che da questa. Adesso, di qua c'era gente di fuori, comunque c'è la terrazza. Ecco, questa è la terrazza con vista spettacolare, tramonto su Jesolo, bellissimo. E dall'altra parte invece c'è la vetrata che dà sulla piscina, che è qua sotto. La piscina è aperta dalle 10 di mattina alle 10 di sera, ottimo, è riscaldata, e da una parte abbiamo la vista mare, di qua vista città. Che roba, siamo in un'area un po' diversa rispetto al solito, vedete la ruota panoramica là via. Ecco, di solito io prenoto in quella zona di Jesolo, qui siamo un po' fuori, ma non è tanto distante, sarà neanche un chilometro dai, non è così distante. Bello, bello ragazzi, vale i soldi spesi, posso dire già da così che vale i soldi spesi. E una cosa particolare che non vi ho detto, in teoria c'è c'è la doccia con la luce che cambia colore. Spiamo da qua la piscina, abbiamo proprio la faccia sulla piscina. Va bene ragazzi, quindi questo è quanto. E questo che cosa sarà? Ma io non tocco, io non so, non tocco. Abbiamo anche due cosi qua per un drink di benvenuto, quindi possiamo usare anche questi, tipo potremmo andare qua giù al bar che è al 6° piano dove c'è la piscina e chiedere un drink di benvenuto. Vediamo qua, sbirciamo anche la parte del caffè. Allora praticamente c'è ginseng decaffeinato e caffè espresso, poi c'è infuso ai frutti, interessante, sono 2 infusi ai frutti, anche questo è un infuso ai frutti e questo è alle erbe invece. Poi abbiamo zucchero normale di canna, 2 cucchiaini, apri bottiglie, tazze, beh questa è una figata, bollitore con l'acqua, questa è per il caffè, ok, macchinetta del caffè e via. Io vorrei un attimo, eccolo qua dietro. Madonna che pesante sto specchio, cos'è? Questo. Avevo ragione. Ecco. Si vede tutto uguale. In realtà ci sono colori diversi. Aspettate. Allora. Solo quella striscia LED allora che cambia colore. Sì, però. Verde. Sì, sta cambiando un po' alla volta. Poi. Ok. Qua abbiamo 2 prese perfette, 2 bicchieri,
Vediamo che marchio è. Gabriella Chieffo, mai sentito. Balsamo. Ma anche questo è un balsamo. Ma sono tutti balsami? Tutti balsami. Hand and body lotion e hand wash per le mani e 2 di balsamo. Sì, dai. E carta c'è solo questa? Oh ragazzi, c'è solo una carta. Scherzi? Da quando solo una carta in un bagno? Qua sotto abbiamo i 2 bidet, i 2 accappatoi, un viso qua e un viso qua sopra, 2 doccia e questo è l'asciugacapelli. Qua abbiamo 2 carte igieniche, poi qua ci sono i fazzolettini, i sacchettini per gli assorbenti, questo welcome kit. No, dobbiamo guardare il welcome kit. Ah, è il set con la spugnetta per le scarpe. Qua ci sono i dischetti, cotton fioc e lima, la cuffietta per i capelli, per la doccia. E questo è il set, in teoria, da cucito, esatto. Questo me lo posso prendere, no? Tutto incluso nel prezzo. È il welcome kit. Ok. E 2 carte. Arriva a me. Beh, dai. Qualcosina c'è. Siamo rientrati dalla cena. Ci hanno messo 2 biscottini. Infatti ho sentito profumo appena entrata in stanza. Ci hanno lasciato 2 biscottini per la notte, insomma. E per la notte, oltre che lasciare i 2 biscottini, ci hanno spostato i cuscini, hanno tolto quelli da decorazione e hanno tirato giù le copertine per la notte e anche hanno messo i tappetini scendiletto, uno di qua e uno di là. Wow, che servizio! 5 stelle, mica palle, però non siamo abituati a una cosa del genere. Beh, c'è da dire che la TV è un po' bassa, perché adesso vi faccio vedere, cioè da sdraiati è bassissima, dovrebbe essere un po' più alta. Cioè sarebbe stata una figata se avessero fatto la TV a scomparsa. Sapete che le fanno? Ecco, a scomparsa tipo. Sarebbe stato bellissimo. No, comunque è troppo bassa. Ho aperto le tendone perché così si vedono tutte le luci della città. Mi piace sta cosa. Mi piace anche le fotografie delle città di notte mi piacciono, o le città dall'alto di notte, tutte le luci, io le adoro. Poi, so se avete notato, aspettate, io ho già fatto la doccia perfetta, l'acqua va giù per lo scarico che è una meraviglia, invece a Roma, ragazzi, non ve l'ho detto, ma era una cosa indecente quella doccia. C'è un'ariaccia, tira veramente un'ariaccia. Guardate, c'è anche la spiaggia tutta illuminata. La spiaggia così illuminata non l'ho mai vista. Penso ci siano dei fari che puntano sulla spiaggia perché è tanto illuminata. Di solito non è così. In fuori stagione ancora meno. Qua sotto una piscina che hanno chiuso in anticipo stasera, non so perché, ma l'hanno chiusa, cos'erano, le 8:30. Vabbè, comunque, da questo skyline, questa Jesolo notturna, qua sotto c'è anche un'altra piscina, è di quel palazzo lì. Quelli penso siano tutti appartamenti, hanno la piscina privata. Con questa immagine di Jesolo di notte io vi abbandono. Ho dato una sbirciata alla sala colazioni e devo dire che sembra promettere molto bene. Niente, vi saluto, vado dentro perché tira un'aria ghiacciata, c'è una differenza tra dentro la camera e fuori che wow, è allucinante. Vabbè, vado dentro perché sennò qua si congela. Senti, Franz con la sua tosse e con questo
ci vediamo domani.